Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati in questa prima edizione. Tante le notizie, tanti i servizi, tanta la cronaca. Oggi partiamo subito con un incidente, una tragedia avvenuta a Romano di Zelino in provincia di Vicenza, dove un 14enne in sella ad uno scooter ha travolto ed ucciso un anziano 85enne, vedete le immagini, il luogo della tragedia, che abitava poco distante dal luogo dell'incidente, stava facendo una passeggiata ed ha attraversato, purtroppo lo vedete qui non ci sono strisce pedonali, ha attraversato la strada ed è stato investito, come vi dicevo, da questo 14enne, ma sentiamo proprio le parole del sindaco di Romano de Zelino, Simone Bontorin. Sabato sera purtroppo è avvenuto un tragico incidente a Romano, in via Giardino, all'altezza della discesa che collega Romano a San Giacomo e interseca con via Canegri. Un nostro concittadino di oltre 80 anni è stato investito da un motociclo, da una Vespa, guidata da un ragazzo della zona, e purtroppo il nostro concittadino ha perso la vita. È evidente che il dolore è grande e l'amministrazione comunale e tutta la comunità di Romano si stringono alla famiglia in questo momento di dolore, porgendo le proprie condoglianze e la propria vicinanza. Invito anche tutta la comunità di Romano a fare altrettanto e ad essere sensibili in questo momento di dolore che purtroppo ha dell'inspiegabile e sicuramente va a colpire due famiglie, la famiglia di chi purtroppo ha visto la perdita del proprio caro e la famiglia del ragazzo, soprattutto con il ragazzo che in giovane età deve affrontare una cosa così complessa. Ovviamente torneremo a parlare di questo grave incidente nel corso del nostro telegiornale a partire dalle 19:30, l'edizione di Treviso. Ed ora parliamo di un altro fatto di cronaca, ci spostiamo a Rovigo, dove c'è stata una rivolta da parte di un gruppetto di ragazzi che si trovano detenuti al minorile di Rovigo, che è stato appena aperto, con l'ipotesi grave era quello che questa rivolta nascondesse una fuga di massa. Ovviamente provvedimenti ora, ci dicevano le associazioni di categoria, immediate. Dunque si è verificata nella serata di ieri nel minorile, le vedete le immagini, Vivaldi di Rovigo, inaugurato proprio 3 mesi fa. Protagonisti sono stati 5 detenuti, giovani adulti di età intorno ai 22 anni, 4 stranieri ed un italiano. Si trovano al minorile perché erano stati colpevoli di reati ed erano allora minorenni. L'episodio è avvenuto intorno alle 19:05, dopo aver rotto i vetri e danneggiato i suppellettili, hanno cercato di scavalcare il muro di cinta della struttura. Le urla sono state sentite nel centro addirittura cittadino, che è stato blindato dalle forze dell'ordine. Il tentativo è stato bloccato dall'intervento degli agenti penitenziari aiutati dal personale della questura e dai carabinieri. In 5 erano in precedenza detenuti al minorile di Treviso, dove si erano resi responsabili di altri fatti gravi avvenuti proprio al minorile di Treviso. Sulla vicenda è intervenuto Gianpietro Pegoraro della CGIL Penitenziari, secondo cui il problema di un carcere minorile in pieno centro città è stato già sollevato. Dice: dovevamo venire ascoltati, una struttura pericolosa secondo il sindacato, specie per la presenza di detenuti giovani adulti fra i 20 e i 25 anni, una norma, ci dicevano le associazioni di categoria, che va assolutamente cambiata. I maggiorenni, quando sono protagonisti di questi fatti, devono assolutamente essere trasferiti, ed è questo quello che chiedono le associazioni di categoria. Il nuovo istituto penitenziario minorile, a fianco del Palazzo di Giustizia di Rovigo, misura 7.000 metri quadri, di cui 4.000 destinati agli immobili e 3.000 alle aree esterne. Vi sono ospitati 20 detenuti su una capienza di 31. In questa rivolta alcuni agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari degli ospedali.
non sono gravi, però è una situazione davvero difficile e grave quella che è accaduta, dove oggi le associazioni di categoria chiedono immediati interventi rispetto a quanto è successo. Ed ora noi andiamo avanti con la cronaca. È morta a distanza di ore dall'incidente frontale Laura Carosella, 46 anni, di Mirano, moglie dell'ex portiere del Venezia, Vicenza e Udinese Calcio e attuale allenatore del Verona, Francesco Benussi. Ha lottato fino all'ultimo, ma non ce l'ha fatta. Laura Carosella, 46 anni, di Mirano, morta all'ospedale di Mestre, moglie dell'attuale allenatore dell'Hellas Verona, Francesco Benussi, e già portiere del Venezia, Vicenza e Udinese Calcio, era anche mamma di 2 figlie di 14 e 19 anni. Si è spenta per morte cerebrale nelle ore successive al frontale con una multipla condotta da un 53enne di Portoviro, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'incidente a Mirano, mentre la 46enne alla guida della sua auto bianca percorreva via Taglio Sinistro. Profondo il cordoglio della comunità. La vicinanza alla famiglia e agli amici a nome del primo cittadino di Mirano, Tiziano Baggio. È una famiglia molto conosciuta a Mirano, la mamma, il papà e lei che è nata a Mirano, vissuta a Mirano, insomma. Quindi è una persona molto conosciuta, solare, e è successo così purtroppo. Stava tornando dal lavoro, stava andando verso casa. Purtroppo ha perso il controllo del mezzo per motivi che non si conoscono. Adesso le autorità stanno ricostruendo la dinamica, ma ha cambiato direzione in modo improvviso per motivi che non conosciamo. Nei prossimi giorni sul feretro di Laura Carosella sarà disposta l'autopsia come stabilito dall'autorità giudiziaria. Assisteva i genitori malati, era un periodo di forte stress, abbiamo condiviso la vita, fin da ragazzi adorava le nostre figlie, scrive il marito Benussi in un post. Messaggi di cordoglio arrivati anche dalle società in cui è militato l'ex portiere Benussi, con in testa Venezia, Vicenza e l'attuale Hellas. E continuiamo con la cronaca, la tragica morte ieri dell'autotrasportatore di Due Ville coinvolto in un drammatico incidente stradale a Loreggio, il cordoglio e il dolore della comunità in cui risiedeva. Non si placa lo sconcerto e il dolore a Due Ville per l'improvvisa scomparsa di Alessandro Berdin, l'autotrasportatore di 50 anni morto nel pomeriggio di ieri in uno spaventoso incidente stradale tra 2 autocarri e una vettura lungo la strada regionale del Santo. L'uomo, dipendente di una ditta di Arcugnano, era alla guida di un autocarro Iveco carico di profilati in alluminio. Per cause in corso di accertamento da parte di polizia locale e carabinieri, il mezzo, forse per un malore di uno degli autisti, si era scontrato sul rettilineo con un furgone al confine tra Resana e Loreggia. A bordo 2 fratelli di 75 e 76 anni rimasti feriti gravemente nell'impatto. Oggi a destare ancora molta preoccupazione è lo stato di salute della donna, 75enne residente a Loreggia e ricoverata al Cafoncello di Treviso. Ferita meno gravemente invece una giovane donna alla guida di un Audi carambolata contro le protezioni laterali. A Due Ville la notizia della morte di Alessandro Berdin è giunta rapidamente, gettando nel dolore e nello sconforto amici e familiari. L'amministrazione comunale ha voluto esprimere il cordoglio per la tragica scomparsa del suo concittadino. Esprimo a nome del sindaco, dell'amministrazione e dell'intera comunità di Due Ville profondo cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino Alessandro, venuto a mancare mentre stava svolgendo il proprio lavoro. La sua perdita ci colpisce tutti, ci stringiamo con sincera vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore. E sarà l'autopsia disposta dalla Procura a chiarire le cause della morte di Marco Conte, 52 anni, l'ex campione di hockey trovato senza vita in una roggia a Breganza e vinse lo scudetto a Bassano.
È l'esame autoptico ordinato dal pubblico ministero il passaggio chiave per fare piena luce sulla morte di Marco Conte, 52 anni, ex giocatore di hockey su pista, trovato senza vita in una roggia nelle campagne di Breganze a Maragnole. Gli inquirenti vogliono capire se all'origine della caduta della bicicletta ci sia stato un malore improvviso o un'altra causa. L'uomo è stato rinvenuto riverso nell'acqua, profonda poche decine di centimetri, da uno studente che ha dato l'allarme venerdì alle 6:30, un elemento che rende ancora più necessario chiarire cosa sia accaduto negli ultimi istanti. Secondo una prima ricostruzione, Conte stava rientrando a casa quando avrebbe perso il controllo della bici, finendo nel fossato, ma sarà solo l'esame autoptico a stabilire se la morte sia avvenuta per annegamento o per altre cause precedenti alla caduta. Intanto il mondo dello sport locale è addolorato. Conte era stato un protagonista dell'hockey su pista, cresciuto nel vivaio di Breganze, aveva giocato anche a Trissino, Valdagno e Bassano. Proprio con il Bassano aveva conquistato nel 2004 uno storico scudetto, lasciando un segno nella storia dell'hockey cittadino. Un atleta stimato, ma soprattutto un uomo molto conosciuto e ben voluto. Ora si attende il responso dei medici legali per dare risposte alla famiglia e a un'intera comunità che oggi si interroga su una tragedia ancora senza spiegazione. Lasciamo da parte ora la cronaca perché parliamo del Made in Italy. Il 15 ci sarà la giornata nazionale del Made in Italy e ne parliamo con, lo vedo già sul nostro schermo, il senatore Luca De Carlo, presidente della 9ª commissione del Senato. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Insomma, 15 già giornata importante, perché poi parleremo di un'altra giornata importante che è quella del giorno dopo. Beh sì, il 15 insomma è il giorno che abbiamo voluto dal 2023 per festeggiare il Made in Italy, le straordinarie eccellenze del Made in Italy, l'anniversario tra l'altro della nascita di Leonardo da Vinci, e quindi un italiano vero, insomma un genio italico per eccellenza. Quest'anno sarà concentrata tutte le iniziative sulla tradizione e l'innovazione, cioè su come la nostra tradizione italiana secolare ormai si possa continuare a perpetrare attraverso la straordinaria innovazione anche tecnologica, e quindi tutte le iniziative, tantissime, circa 800 presentate al Ministero delle Imprese del Made in Italy qualche settimana fa, racconteranno proprio questa straordinaria capacità di essere e di fare innovazione sempre riuscendo a mantenere la tradizione, quindi anche con un occhio a tutte le nostre straordinarie eccellenze sia agroalimentari ma anche industriali ed artigianali che fanno e danno lustro a questa nazione nel mondo. Senatore, del giorno dopo, dunque il 16, ci sarà un'iniziativa, lei ha scritto la prima volta non si scorda mai. Sì, racconteremo almeno 4 prime volte che hanno avuto un eco, magari che si conoscono poco ma che meritano di essere raccontate. Andiamo dal primo motore a scoppio del grandissimo Menon al tiramisù, per rimanere in Veneto, e poi ancora in Veneto la prima volta che si definì il Made in Italy su un occhiale a Calalzio di Cadore, e poi il primo torchio, la prima modalità di fare la pasta in maniera industriale, cioè rendere la pasta nazional popolare a disposizione di tutti. È un brevetto padovano, e quindi a maggior ragione il Veneto che si fa portatore avanguardista del Made in Italy, una cosa straordinaria. Lo faremo insieme a tanti amici, a quelli che hanno seguito, gli storici che hanno seguito queste straordinarie scoperte, perché a volte, questo è un problema che abbiamo, non riusciamo a vendere le straordinarie eccellenze che abbiamo. Ecco, noi vogliamo cominciare a farlo anche con un taglio narrativo, cioè una cosa quasi che appassioni il lettore quando lo metteremo su carta, ma adesso chi ci ascolta, proprio farlo in maniera dinamica. Lo faremo alle Betulle di Conegliano, questo è uno dei primi incontri che faremo, ma ne seguiranno altri anche in altre location, a Rovigo per esempio, dove visiteremo tante imprese dal distretto della giostra
ha dei benefici alla pasta fracasso che è universalmente riconosciuta come un straordinario prodotto di qualità, e lo faremo proprio per celebrare il genio italico e la straordinaria capacità di questa nazione di continuare a perpetrare la tradizione anche attraverso l'innovazione. Pensare di fare le cose come si facevano tantissimi anni fa forse è un azzardo ed è pure un errore. Farle con l'ispirazione di come si facevano tanti anni fa, cioè mantenendo la tradizione, attualizzandola al giorno d'oggi, è quello che ci fa e ci rende ancora i più copiati al mondo, e se ci copiano evidentemente significa che siamo bravi. E vogliamo ricordare il 16 a che ora? Il 16 aprile alle 18:30 all'Hotel Relais Le Betulle di Conegliano. Vi aspettiamo numerosi. Grazie. Senta, io prima di lasciarla le rubo soltanto un attimo, la prendo poi in contropiede. C'è stata, glielo dico io, c'è stata una rivolta ieri sera al minorile di Rovigo, fra l'altro che è stato appena aperto 3 mesi fa. E protagonisti sono alcuni dei minori che non sono più minorenni, ovviamente loro sono maggiorenni, che però sappiamo bene rimangono nel minorile, che venivano proprio dal minorile di Treviso, dove avevano già causato problemi. Ora i sindacati, insomma, e le associazioni di categoria sono furiosi, perché dietro a questa rivolta c'era un pericolo di fuga, addirittura di massa parlano. Una situazione che è davvero difficile. Bisogna cambiare la legge. Chi diventa maggiorenne, dicono i sindacati, deve per forza essere trasferito, perché poi mettere i minorenni con i maggiorenni causa poi problemi ancora più gravi. Sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro c'è un film bellissimo, Mary per sempre, che racconta proprio di come uno nel carcere minorile poi debba passare al carcere diciamo dei grandi una volta superati i 18 anni. Io credo che questo sia un atto non solo doveroso ma di buon senso, cioè le fragilità che ci sono tra i minorenni sono diverse dalle sensibilità e complessità di un adulto, quindi credo che, al netto del fatto che si stia lavorando e tanto sulle carceri, perché non è solo il carcere di Rovigo, ma anche non è il carcere di Treviso, ma anche a Rovigo, dove abbiamo ereditato una situazione difficile, piano piano stiamo mettendo mano anche veramente con un impegno, tra l'altro, di un ministro e di un sottosegretario veneti come Ostellari e il ministro Nordio, ad una situazione difficile. Contiamo di continuare a lavorare su questo tema e di farlo sapendo che tutte queste problematiche purtroppo sono frutto di una scarsa programmazione che ha portato le nostre carceri a non essere quello per cui sono costruite, cioè un posto di riabilitazione, non tanto perché sia colpa della società se qualcuno delinque, ma perché noi dobbiamo fare in modo che chi esce dalle patrie galere poi sia un soggetto che non possa arrecare ulteriori danni alla società, e la maggior parte delle volte lo si fa attraverso il lavoro. Porto un esempio pratico che è quello del carcere che conosco meglio, cioè il carcere di Belluno, dove seppur tra mille difficoltà coloro i quali lavorano, e sono circa il 70% dei detenuti, poi hanno una minor propensione a ricompiere atti malavitosi. Quindi credo che questo sia la strada da seguire, e soprattutto dobbiamo continuare a dare la percezione e essere ancora più rigorosi rispetto a questi problemi, perché non è possibile che la società, cioè le persone che bene si comportino, debbano essere sempre questa spada di Damocle vessati da chi male si comporta e che magari riceve molte più, diciamo così, attenzioni rispetto a chi bene si comporta tutta la vita. Senatore, la ringrazio davvero. Grazie a voi, buona domenica. Grazie anche a lei, grazie senatore. Noi ora andiamo avanti e continuiamo ora con la cronaca e torniamo a parlare purtroppo di un'altra tragedia, quella di Pietro Monici, morto travolto da un grosso pioppo lungo il Botteniga Treviso mentre stava pescando. Mentre le indagini continuano sul luogo dell'incidente, un via vai di amici, e tutti lo descrivono come un ragazzo eccezionale e lascia un vuoto enorme.
La casa di San Pelaio dove Pietro Monici abitava è avvolta nel silenzio. La famiglia dell'uomo chiusa nel suo composto quanto profondo dolore. In queste ore a Treviso è arrivata anche la sorella del 38enne, Silvia, per stare vicino all'anziana nonna che viveva insieme a Pietro in questa abitazione accanto all'azienda di famiglia di allevamento trote chiusa da anni. Lui qui aveva lavorato per qualche tempo prima di coltivare il suo sogno di vestire la divisa dei Vigili del Fuoco. Un sogno interrotto per sempre giovedì sera sull'argine del Botteniga, travolto da un grosso pioppo mentre stava pescando insieme ad un amico, miracolosamente illeso ma ancora sotto shock. Il lavoro della procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, continua per ricostruire l'accaduto. Sotto la lente di ingrandimento lo scambio di mail, di segnalazioni tra cittadini, comune e genio civile. Nelle prossime ore dovrebbe essere conferito anche l'incarico per l'autopsia. Intanto sul luogo della tragedia è un via vai di persone. Qualcuno lascia un fiore, un messaggio, come questo scritto in inglese da un'amica di Pietro Monici, che come lui fa parte di una compagnia formata da ragazzi provenienti da ogni parte del mondo che si riuniscono per condividere una cena, una gita, una festa parlando solo in inglese. Tra loro anche Carla e Franco, arrivati qui ricordando quell'amico unico. Siamo stati molto fortunati di conoscerlo. Era eccezionale, io lo conoscevo da solo un anno, però mai conosciuto la persona più pura e pulita d'animo, proprio genuino. Sì, ci aiutava sempre, lui era il nostro handyman, quindi quando avevamo bisogno di un qualcuno che ci aiutasse, non so, con il lavandino, a montare delle robe, noi donne, lui era sempre lì. Ricordi preziosi che ora custodiscono gelosamente. Ancora non ci credo perché io penso a lui e lo immagino col sorriso vivo. Presente. Penso che ci vorrà un po' per tutti noi renderci conto di quello che è successo. Infatti ieri eravamo in shock, gli amici ci siamo riuniti per parlare di lui ed eravamo tristi, sì, però lo ricordavamo col sorriso. Una serata rivivendo i tanti momenti trascorsi insieme a Pietro, lui che amava i bambini, che apprezzava il buon cibo, che regalava a chiunque un sorriso, quei tanti sorrisi racchiusi nelle foto che gli amici ora hanno riunito in un album. Perché lascia un grande vuoto, Pietro? Ma sì, credo che era amico di tutti, non aveva nemici, era troppo buono, era una persona stupenda. Pietro Monici, oltre alla pesca, coltivava molte altre passioni come quella per le escursioni. Da anni partecipava alle attività organizzate da Christian Cavallin, che lo ricorda per il suo immenso amore per la natura e per il suo grande cuore. Pietro, sei stanco? No, oggi no. Com'è? Molto freschino, adesso caldo, però... adesso che andiamo... Eccolo Pietro Monici lo scorso 24 gennaio durante un'escursione tra la neve sul Passo San Boldo, insieme ad un gruppo accompagnati da Christian Cavallin, guida canyoning. Da 6 anni Pietro era diventato cliente di Cavallin, dedicandosi a tante attività, dall'arrampicata al trekking, dal canyoning in ambiente in forra a quello in notturna, che gli permetteva di entrare ancora più in contatto con la natura. È un'esperienza molto intima, molto simile a quella in grotta, e lui era affascinato anche da tutto l'ambiente notturno, ma anche quello che si poteva incontrare in termini di selvatico in torrente. Spesso era lui a spiegare agli altri escursionisti a che animale appartenessero le orme incontrate lungo il cammino, o come quando durante un canyoning notturno si era avvicinato ad una pozza carezzando una trota. Spiegando poi a tutti i partecipanti che le trote di notte sono dormienti, quindi se si avvicina molto piano si riesce a fare questa cosa qua. Un amore per la natura che aveva accompagnato la sua vita. Mi raccontava che aveva fatto degli anni in forestale. Il suo sogno era quello di diventare vigile del fuoco, stava attendendo, aveva già fatto le selezioni, quest'anno sarebbe stato l'anno in cui le avrebbero chiamato, e quindi faceva tutto in funzione di questo. Quello di diventare vigile del fuoco era però il suo grande sogno. Al momento lavorava come saldatore in attesa di frequentare il corso di formazione per allievi a Roma. Era un ragazzo dal cuore d'oro, persone io ne incontro tante durante l'anno, e devo dire che
in lui mi ha sempre stupito la sua bontà d'animo, perché era una persona che anche se qualcuno gli aveva fatto un torto la pensava sempre in maniera buona. Negli anni tra Cristian e Pietro era nato anche un rapporto di profonda amicizia. Io l'avevo adottato come fratello minore, infatti spesso mi chiedeva consigli o insomma come comportarsi in certe situazioni di vita o anche lavorativamente parlando. Pietro ci mancherà soprattutto il suo sorriso. Dice Cavallin che per ricordarlo ha realizzato un video con le immagini più belle delle loro escursioni. Pietro ha vissuto una vita che è stata degna di essere vissuta e io sono orgoglioso di aver fatto parte della sua vita. Ed ora andiamo a Padova. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale nei confronti della moglie e dei 4 figli minori. Dopo 10 anni di violenze sulla moglie e sui figli, 2 dei quali erano fuggiti di casa per sfuggirgli, un 43enne è stato arrestato dalla polizia di Padova con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale sulla figlia 14enne. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa mercoledì scorso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova su richiesta della Procura della Repubblica ed è stata eseguita nel pomeriggio dello stesso giorno dagli agenti della squadra mobile. L'uomo si trova ora nella casa circondariale di Padova. Le indagini hanno ricostruito un quadro di violenze che durava da oltre 10 anni, iniziate già in Moldavia, paese d'origine della famiglia. In una circostanza l'uomo avrebbe addirittura colpito la moglie durante la gravidanza, causando la perdita del nascituro. Nel tempo le avrebbe anche sottratto un immobile ereditato dalla madre attraverso minacce e le avrebbe impedito persino di fare acquisti senza la sua autorizzazione. Vittime delle violenze anche i 4 figli picchiati con la cinghia e schiaffeggiati. 2 di loro, ormai maggiorenni, avevano già lasciato la famiglia nei mesi scorsi per sfuggire ai maltrattamenti. Per la figlia 14enne le accuse nei confronti del padre comprendono anche la violenza sessuale. Lasciamo la cronaca. Grazie ai fondi europei è stato realizzato un nuovo parco al confine tra i comuni di Padova e Dalbignasego. Un'inchiesta sul tema dei PFAS che ripercorre le tappe di quella ferita ambientale non ancora rimarginata che ha portato alla sentenza di condanna nel giugno 2025. Una narrazione che parte da lontano per una vicenda che ha segnato il territorio veneto, vicentino in particolare, coinvolgendo oltre 300.000 persone. Un tema, quello dell'inquinamento da PFAS, che nel libro di Laura Fazzini, secondo volume presentato della collana Ecovisioni in collaborazione con Media Nord-Est, curata da Andrea Ferrazzi per Marietti 1820, viene definito un disastro annunciato. Tema della contaminazione che attraverso storie e protagonisti torna a galla prepotentemente anche al fine di spingere le istituzioni a trovare le soluzioni idonee. È una storia che ha suscitato giustamente un clamore ma tardivo. E qui in Veneto tra l'altro, e noi abbiamo voluto riportarlo a galla con la massima attenzione e recuperando il tempo perduto, perché è stato un tema assolutamente taciuto anche nel momento in cui negli altri paesi il tema dei PFAS era conosciuto, c'erano già sentenze importanti contro i PFAS per esempio negli Stati Uniti, e nel momento in cui le Nazioni Unite hanno definito l'inquinamento, l'avvelenamento delle acque e il disastro ambientale nel Veneto il maggiore inquinamento nella storia d'Europa. Tutto nasce con la volontà di ricercare la verità che per l'autrice arriva ad un punto. Il punto è quello che consapevolmente il Veneto e il Piemonte sono inquinati da rilasci industriali, che i cittadini sono vittime ambientali, che la politica non ha fatto abbastanza e che il giornalismo ambientale aiuta a tutelarsi e a cercare nuove strade per migliorare la situazione. Tema che per anni ha visto impegnate le mamme no PFAS in prima linea, che continuano la loro battaglia in attesa della bonifica. Il nostro scopo è proprio quello di informare le persone in modo che si sentano coinvolte e diventino sempre più consapevoli di questa contaminazione, ma in generale di tutto quello che è necessario fare, che è necessario agire
per tutelare la nostra salute, quella dei nostri figli e quella dell'ambiente di cui facciamo parte. Questo che avete visto era il libro sul disastro annunciato, con le conseguenze della contaminazione, come avete visto, e i protagonisti per la tutela ambientale. Ora invece vediamo proprio il nuovo parco a confine tra i comuni di Padova e di Albignasego. Presentato il nuovo Parco Guizza nel popoloso quartiere a sud di Padova, un grande polmone verde che va ad unirsi a quello già esistente realizzato nel comune di Albignasego. Un parco che dovremmo dire è di 70.000 metri quadrati, 7 ettari, il Parco Guizza, ma che in realtà, unendosi all'area verde di Albignasego e alle aree verdi già esistenti del comune di Padova, di fatto va a comporre un unico grande parco di 130.000 metri quadrati, un grande polmone verde a servizio della città, senza barriere tra i due comuni, con una grande area già boscata al suo interno, attorno alla quale abbiamo aggiunto ulteriori alberi e arbusti proprio per dare una connotazione naturalistica a questi spazi. Un progetto finanziato grazie ai fondi europei per 1,5 milioni di euro, oltre a 150.000 euro messi dalle casse del comune. Ora l'intenzione dell'amministrazione è di installare attrezzature per l'attività fisica all'aria aperta. Ci sarà poi una successiva fase anche con l'installazione di nuove strutture ludiche e sportive, ma già abbiamo un'area cani, aree di sosta e soprattutto un bellissimo spazio per arricchire di benessere il nostro stare qui in città. Abbiamo aumentato il 20% della superficie erbosa di Padova, 20%. È vero che intanto qualche albero va tagliato, senza contare gli alberi, i 25.000 bulbi, tutta Padova inondata di fiori. A noi amiamo il verde. Questa è la dimostrazione, un parco da 7 ettari più quello di Albignasego. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento l'ospite che ci ha raggiunto qui, Renzo Cester, presidente della Casa Tomitano Boccassin Motta di Livenza. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno per a lei, qua. buongiorno Sara. E con lui parliamo ovviamente di case di riposo, di anziani e qual è il futuro per le case di riposo, anche se lei non le vuole chiamare proprio case di riposo. Beh, intanto, esatto, a me anticipiamo subito quindi che abbiamo è stato scritto un libro su Casa Tomitano e si chiama Case di vita per la vita, quindi diciamo che il termine riposo non è proprio così, si calza proprio. Possiamo definire così, qual è il futuro delle case per la vita, allora, chiamiamole meglio. E allora, essendo noi festeggiamo quest'anno il 50° della costituzione di Casa Tomitano Boccassin, anche se la storia è molto più lunga, ma proprio come IPAB, quindi come Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza, sono, faccio conto, delle strutture, degli istituti che hanno una normativa che risale al 1890. Quindi è evidente che uno dei temi importanti sul tavolo della Regione, insomma, è la riforma delle IPAB, perché poi la riforma delle IPAB è quella che va a giocarsi, mi passi il termine, un po' sia l'aspetto economico, che è rilevante, ma di conseguenza, perché poi l'assistenza è sullo stesso piano per quello che mi riguarda, perché senza denaro poi è anche un po' difficile dare quell'assistenza che queste case danno da sempre, quella territorialità, quel modo di prendersi cura che è proprio caratteristico di queste strutture. Ecco, ci sono tanti passi ancora da fare per, secondo lei, una riforma che va fatta? Intanto. Una riforma, guardi, io ero 26 anni fa, facevo il vicepresidente dell'asilo Monumento ai Caduti di Motta di Livenza e si parlava che la riforma era imminente. Ed invece? E invece sono passati 26 anni. Siamo l'ultima regione nel Veneto, più o meno, ma questa io dico è una grande opportunità, perché ci sono delle regioni che si sono mosse più su una parte, diciamo, privata e ci sono delle regioni che si sono mosse su una via più pubblica. Dico, visto che ci sono delle cose che, da copiare, sia sulla parte pubblica che privata, probabilmente siamo avvantaggiati per fare qualcosa, direi, di nuovo, di Veneto, perché abbiamo tante, diciamo,
il Veneto ha tante peculiarità, tante risorse anche intellettuali, e penso che strutturare, frutto anche delle esperienze delle altre regioni, una riforma che vada nella direzione di non sacrificare, io dico, sull'altare del conto economico l'umanizzazione delle cure, ma stando attenti appunto alla parte economica, rendendo queste strutture più agili. Perché oggi, essendo una struttura pubblica, proprio per lo schema di gestione, non è più possibile che possa continuare così in una società dove aumentano sempre più gli anziani, sono sempre più malati, ci saranno sempre meno soldi, perché indipendentemente da chi poi governa, è evidente che la politica non potrà farsi carico, di questo fenomeno importante. Quindi non possiamo più permetterci delle strutture che evidentemente non sono più al passo coi tempi. Ecco, lei ha detto due cose importanti. La prima è l'umanizzazione dei servizi, che sono fondamentali, e la seconda cosa è che è una società che sta invecchiando, e questo ormai diciamo che è una cosa che... È nei numeri. Esatto, è nei numeri e si sa. Per cui si dovrebbe investire proprio per gli anziani e per queste case per la vita. Guardi, se lei mi chiede se bisogna mettere più soldi, questo penso che andiamo qui per strada, lo dice anche il primo che passa per la strada. Però quello che è importante, e ribadisco su questa riforma, è che si stia attenti a costruire una modalità, di gestione che sia ai passi con i tempi e che abbia i costi minori possibili, fermo restando il fatto di mantenere quel prendersi cura degli anziani, che è fondamentale, perché poi quando si parla di efficienza ed efficacia bisogna capire sempre l'obiettivo qual è. Perché se l'obiettivo è far quadrare solo il conto economico, mi capirà che l'umanizzazione delle cure, che fra l'altro noi abbiamo affrontato nel secondo incontro di questo anniversario con un luminare di questo col professor Marco Trabucchi, scricchiola un po', perché allora bisogna un po' coniugare quello che è la parte economica con quella che è una modalità del prendersi cura che non sia andare verso delle cliniche, mi passi, perfette per il fine vita. Perché poi per fare i risparmi, io fra l'altro di lavoro faccio altro, faccio l'imprenditore, per fare i risparmi bisogna capire, e l'efficienza è un'altra cosa, e aver chiaro l'obiettivo, che è appunto il prendersi cura che queste strutture stanno dando, tenendo presente che l'anziano è al centro, che non possiamo permetterci di non dare quella dignità a persone che ci hanno regalato tutto quello che oggi ci hanno permesso di avere, tutto quello che oggi stiamo godendo. Ecco, io volevo anche fermarmi su un aspetto, che è quello, lei diceva, economico. Diventa sempre più difficile entrare in una struttura anche pubblica, anche da un punto di vista economico. Ci sono tante famiglie, lo sappiamo, che sono in crisi, che quindi poter pensare di far aiutare il proprio caro, il proprio anziano, e magari metterlo in una struttura per dargli una vita anche a volte migliore, perché non è facile, soprattutto diventa impossibile quando diventano anziani farli vivere da soli, però a volte è impossibile. Allora, facciamo un punto, così facciamo anche dei numeri. Negli ultimi 7 anni l'inflazione è stata più del 20%. I contributi che abbiamo, sono aumentati di circa il 2-3%. Capisce che poi per mantenere quel grado di umanizzazione, di prendersi cura delle persone, non è che possiamo fare tagli agli operatori che sono già al limite, perché bisogna considerare anche che le persone arrivano più compromesse sotto l'aspetto assistenziale. Quindi è un tema importante, non possiamo pretendere, io guardi, non sono uno di quelli che dice che la politica deve sempre mettere soldi,
Non possiamo pretendere, perché l'aumento degli anziani e delle malattie è nei numeri. Ma quindi cosa si può fare a questo Bisogna punto? efficientare le strutture, bisogna renderle oggi, guardi, io per assumere una persona nel pubblico ci vogliono 3 mesi. 3 mesi per assumere una persona su un mercato, mi passi il termine mercato, del mondo del lavoro, dove non ci sono gli operatori, ma quando noi ci abbiamo messo 3 mesi, il giorno dopo può accedere a una struttura pubblica, diciamo, abbandonandoci. Quindi questo non è... Noi paghiamo malattie, infortuni, maternità, e 104 sono a carico dell'ente. Questo per una struttura che fattura circa 5 milioni e 9, vale circa 300-400 mila euro. Certo. Quindi capisce che vale un 5-6%. Questo non vuol dire che siamo inefficienti, ma non perché il personale sia inefficiente, certo, perché c'è uno schema, c'è una modalità di gestione di cui noi non è che possiamo inventarci qualcosa di diverso. Solo una riforma può permetterci di farlo, ma deve essere una riforma che tiene conto di di dare più dinamicità, più flessibilità alla struttura, non gravando di costi, e dall'altra parte la tutela di quella che è pubblico e quindi della territorialità, di un modo di prendersi cura e anche di un patrimonio che chiaramente è importante nella Regione Veneto. Ecco, nella sua struttura organizzate anche tante iniziative dove coinvolgete anche molto voi, gli anziani. Guardi, io la definisco, oltre che casa di vita per la vita, anche una comunità del prendersi cura. Quindi sì, la parte politica deve fare il suo, ma anche la comunità dovrà fare il suo, perché il problema è talmente importante che anche la comunità dovrà farsi cura. E quindi il fatto noi abbiamo proprio reso più facile, o comunque un obiettivo, il fatto che la comunità entri nella nostra casa. Quindi le iniziative sono, guardi, le più svariate. L'ultima sono la scuola Lepido Rocco con delle ragazze che diciamo frequentano la scuola, quindi fanno manicure, pedicure agli ospiti. Ma io stamattina arrivo, c'è una messa straordinaria ogni domenica, molto partecipata, sia dei familiari, insomma dei volontari, che sono elemento fondamentale. Noi abbiamo un'associazione Arcobaleno, sono circa 35 persone che ogni giorno fanno delle attività e la domenica appunto seguono la messa. Quindi io potrei di questo farne veramente un elenco, ma questo sarà uno degli elementi. E bisogna stare attenti in questa riforma, quando parlo di territorialità, proprio che questo elemento, che per noi è fondamentale, proprio per quella modalità del prendersi cura, non vada a scomparire. Perché se noi rendiamo ancora più ingessato e pubblico il sistema, diciamo che il fatto di avere i volontari sarà molto più complesso. Volontari, e quanto è importante anche invece per l'anziano rimanere a contatto con la comunità. Assolutamente, assolutamente. Il volontario comunque ne beneficia, ma fa beneficiare chiaramente gli ospiti, perché sennò diventano appunto delle cliniche di morte, mi passi proprio il termine, delle cliniche per vecchi di morte, mi passi anche i termini un po' forti. Non è questo, però il fatto tecnico, ritorno, di fare una riforma non è che sia slegato da questo, Abbiamo un territorio che risponde, un bel territorio, abbiamo delle capacità come veneti, mi passi, di fare una riforma che proprio sia anche un qualcosa di bello, di nuovo, e anche copiando quello che è di positivo nelle altre regioni. Farete una proposta al Presidente della Assolutamente, Regione, perché poi guardi, lamentarsi non è una strategia. E quindi è chiaro che dobbiamo fare il focus della situazione, lo stiamo facendo, ma penso ci sarà anche, vedo Roberto Volpe che è il Presidente dell'Uripa Veneto, abbiamo Giorgio Pavanca, il direttore di ISDRA, adesso ha cambiato nome, comunque 2 persone anche veramente di peso sull'ambito degli anziani. E abbiamo anche un avvocato, insomma, che
che non è tanto, che ci farà anche una proposta, ok, per una possibile riforma. Poi chiaramente i tavoli sono diversi. Ecco, usciremo con una proposta. Con una proposta che presenterete in regione. Assolutamente sì. Non si può avere una... Guardi, allora io le dico, nel 2019 noi abbiamo presentato come Consiglio di amministrazione, io sono da 8 anni, al Consiglio Comunale una modifica dell'IPAB in una fondazione. Fra l'altro è stata votata all'unanimità nel Consiglio Comunale di Motta di Livenza e oggi giace lì in regione perché chiaramente se poi le riforme non si fanno giacciono lì. Ci sono state anche delle novità diciamo, su delle norme sul terzo settore e penso a quello che insomma, se no altrimenti non viene nessuno sabato, che si possano incastrare il fatto di essere, diciamo, fondazioni più qualche norma del terzo settore e possa venire fuori qualcosa anche di, mi passi, anche di carino, bello e specialmente efficiente, efficace. Allora ricordiamo l'appuntamento che è sabato 18 aprile. Sabato 18 aprile alle 9:30 nella nostra struttura di Motta di Livenza, casa Tomitana Bocassin. Io ringrazio davvero Renzo Cester per essere stato con noi, poi insomma sicuramente seguiremo questo evento e vedremo la proposta che presenterete poi al neopresidente Stefani anche per dare davvero di più a queste persone assolutamente che sono... Assolutamente. Grazie davvero. Grazie a lei, le lascio il libro. Grazie. Casa di vita per la vita. Grazie davvero. Io intanto la ringrazio, vado avanti con la prima edizione. Abbiamo parlato di anziani, però parliamo anche di giovani. Perché, intanto grazie, arrivederci. Perché ha solo 15 anni ma già alfiere della Repubblica. Marco Mazzariol, studente al Max Planck e residente a Carbonera, è stato nominato nelle scorse ore dal Capo dello Stato. Esempio di inclusione e resilienza, dicono dal Quirinale. Ma dice lui, per me è un sogno, io non mollo mai, racconta Marco. L'emozione che ho provato è stato un grande impatto, non riuscivo nemmeno a crederci, non capivo se stavo sognando, se era vero. E invece era ed è tutto vero. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato Marco Mazzariol, quindicenne di Carbonera, studente al Max Planck, alfiere della Repubblica, e questo per la tenacia con cui affronta fin dall'infanzia la distrofia muscolare di Duchenne, malattia che però non lo definisce né lo limita. Marco è energia allo stato puro, come dimostrano le sue passioni per i motori e la musica rock, e CDC e Toto in testa. Diciamo che la mia patologia non mi ha mai impedito di fare quello che mi piace, non mi ha mai impedito di realizzare i miei sogni, dato che con questa carrozzina posso andare dappertutto, anche in montagna, non mi ferma niente, ecco, se non gli scalini. E su questo Marco non molla, la sua è una vera e propria battaglia. Ho fatto un giro della mia scuola assieme a 2 architetti nella mia scuola per segnalare tutte le barriere architettoniche. Le barriere architettoniche, cioè, molte volte non si vedono, sono cose piccole che basta poco per risolverle. Esempio di resilienza e inclusione Marco, con la sua gioia di vivere trasforma le difficoltà in opportunità, si legge nella nota del Quirinale, ma per mamma e papà e per il fratellino Matteo è ovviamente molto di più, è vita vera, è famiglia. La cosa che ci insegna sempre Marco è proprio quello che dice sempre anche lui, di non arrendersi mai, ed essere sempre, andare sempre, come dire, essere sempre alla grande. Infatti quando qualcuno chiede a Marco come stai, come va, lui dice sempre alla grande. L'unica cosa che abbiamo potuto fare è prenderne atto e cercare di ricavare il meglio da quello che un po' il destino ci ha riservato. La patologia di Marco è una patologia impegnativa, però devo dire che grazie all'associazione Parent Project abbiamo avuto veramente chi ci ha dato una mano a riuscire dal buco in cui si cade al momento della diagnosi. Sto cercando di migliorare su me stesso, soprattutto per riuscire a dare più aiuto anche da grande, potrò dargli una mano e riuscire a realizzare insieme a lui tutto ciò che ha voluto realizzare. Ora per tutta la famiglia all'orizzonte l'incontro con Mattarella al Quirinale, un luogo che Marco non ha mai visto ma che ben conosce, visti i suoi propositi. Come futuro a me piacerebbe tanto diventare un politico. Le idee sono già chiare anche in materia di bullismo, disagio, violenza giovanile. Il suo è un appello accorato. Ragazzi, studiate,
perché studiare è l'unico modo per avere un ottimo futuro e per avere una buona vita adulta. Cambiamo argomento, intanto vi presento l'ospite che ci ha raggiunto, Michele Basso, è già venuto, dirigente della Confartigianato di Belluno, intanto grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E vediamo un servizio con lui perché dopo lo commentiamo, ed è uno studio della CGA di Mestre. Abbiamo 315.000 veneti in povertà energetica, artigiani e piccoli commercianti il caro bollette lo pagano 2 volte. Sentiamo. La povertà energetica colpisce alcune categorie particolarmente vulnerabili, come gli anziani soli, le famiglie numerose e i nuclei con redditi instabili. Ma anche gli artigiani e i piccoli commercianti sono a rischio. In Veneto stiamo parlando di 210.000 operatori che lavorano da soli, ovvero non dispongono né di dipendenti né di collaboratori familiari. Purtroppo questi rincari li pagheranno 2 volte, nelle proprie abitazioni, nelle botteghe e nei negozi in cui esercitano l'attività. Il risultato è una pressione economica crescente che mette in difficoltà queste microimprese, costrette spesso a ridurre i consumi o a rinunciare agli investimenti pur di riuscire a sostenere i costi delle bollette che sono diventati ormai proibitivi. Uno studio, però in realtà insomma un allarme che c'è ormai da tempo, artigiani in crisi, qualcuno dice insomma si rischia davvero che più di qualcuno chiuda o sparisca. Assolutamente sì, come riportano benissimo i dati della CGA di Mestre, la situazione non è sicuramente favorevole. Quello che sta succedendo a livello di geopolitica mondiale comunque ha dei riflessi anche su di noi, sul nostro vivere quotidiano. Se si parla addirittura di famiglie in stato di povertà energetica, questo è evidente. Soprattutto poi per gli artigiani, i piccoli commercianti che si vedono a dover affrontare magari questi costi di aumenti energetici non solo sulle loro utenze domestiche ma anche sulle utenze che hanno nelle loro botteghe, nelle attività che aprono quotidianamente, le serrande che ogni giorno loro alzano, garantiscono un'attività alla collettività e che un servizio che in questo momento sicuramente costa notevolmente. Quindi pensate ai piccoli artigiani, piccoli commercianti che si vedono aumentati del 25-30% le loro bollette, sicuramente è un momento difficile, per questo la Confartigianato ha lanciato l'allarme ed è molto importante seguire questo tema perché sono un presidio e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per evitare che la situazione peggiori. C'è un binomio davvero preoccupante che è quello di una crisi ormai conclamata che va avanti da tempo e una situazione assolutamente incerta e instabile che continua adesso per il futuro con questa crisi del Medio Oriente. Assolutamente sì, ricordiamo che abbiamo iniziato a parlare di aumenti del gas del 40% già nel 2021 con il conflitto in Ucraina, poi si è aggiunta la Palestina, poi si è aggiunto anche questo conflitto in Iran. È evidente che la situazione sta peggiorando, tanto che nel mese di febbraio gli aumenti del gas sono arrivati al 48%, quindi per le aziende, per le famiglie è una situazione che può diventare insostenibile. È un tema politico sicuramente quello dell'indipendenza energetica dell'Italia rispetto all'estero, questo è evidente, ma bisognerà fare una riflessione anche in tempi veloci perché è un tema molto importante. Riflessione che è ancora tarda. Esatto, forse è già tardi per la riflessione, bisogna agire, ma l'indipendenza energetica è un tema fondamentale anche per le imprese, non solo per le grandi industrie come si è portati a pensare dove ci sono macchinari energivori, ma anche per le piccole imprese, per i forni, per qualsiasi attività che voi possiate pensare, comunque utilizza energia e ha bisogno di costi che non siano ulteriori balzelli su attività artigianali che rischiano veramente di scomparire. Possiamo parlare di numeri, quanti? Beh, la CGA dà questo dato che in Veneto 210.000 artigiani e piccoli commercianti sono in difficoltà. Naturalmente se pensiamo all'artigiano che non ha dipendenti o comunque ha solo collaboratori familiari, a maggior ragione pesa il pagare la doppia bolletta come l'abbiamo definita e diventa sicuramente una cosa molto difficile da sostenere.
La ripercussione principale poi è l'accesso al credito. Il dato che è rilevante è che aziende sopra i 20 dipendenti abbiamo già un meno 3,5% di investimenti, quindi di accesso al credito. Sotto i 20 dipendenti addirittura si arriva a un meno 7,9% di accesso al credito, quindi sicuramente bisognerebbe intervenire lì rapidamente per permettere alle aziende di avere un accesso al credito e quindi di poter fare investimenti, perché in questo momento con i costi che ci sono gli investimenti sono bloccati. Ecco, oltre a questo cosa si può fare di più? Perché insomma abbiamo visto, prima si parlava di 1 o 2 settimane, poi 3 settimane e poi insomma mi pare di capire che insomma Trump stia allungando un po' il tempo e questo davvero ha dei risvolti nel nostro territorio che sono catastrofici se continuano. Dei risvolti veramente forti, tanto che negli ultimi 40 giorni, come giustamente dicevi, gli aumenti sono continuati e gli aumenti li vediamo di giorno in giorno. Purtroppo tutta la situazione sembra condizionata da questa trattativa sullo stretto di Hormuz, che è diventato un po' il passaggio per i mercati del Medio Oriente, e quindi diventa fondamentale che ci sia un accordo da quel punto di vista. Confidiamo che nei prossimi giorni si sblocchi qualcosa, altrimenti la situazione potrebbe peggiorare e, ripeto, non riguarda solo i paesi che vivono il conflitto in prima persona, ma anche noi che non lo viviamo magari in prima persona, ma le ricadute economiche, come vedete, sono molto evidenti sulle famiglie e sulle imprese. Io vorrei anche affrontare un altro discorso, perché noi parliamo di crisi, insomma gli artigiani, ma non solo gli artigiani, perché sono un po' in crisi tutto il mondo economico, vista la situazione, le famiglie, visto insomma quello che sta accadendo, però ne abbiamo parlato anche di recente con Michele Basso della fuga dei giovani, perché sembra... qualcuno dice ma no, ma non è vero. In realtà davvero vediamo tantissimi giovani cercare lavoro, fortuna in altri siti, in altri paesi, perché comunque in Italia tra tasse, insomma, c'è una problematica importante, addirittura le pensioni, insomma c'è chi dice vado in pensione e me ne vado all'estero, almeno non devo dare insomma i 3/4 della mia pensione. Questo sta diventando davvero un problema un po' per tutti. Sta diventando un problema e sicuramente bisogna dare delle misure ai giovani per fargli capire che possono lavorare qua o comunque possono fare delle esperienze importanti all'estero, ma poi ritornare nei nostri territori che offrono delle occasioni, e quindi dobbiamo fare in modo che ci sia un'attrattività da parte del nostro paese, perché le occasioni ci sono. Gli esempi di giovani che riescono a fare impresa nel nostro territorio ci sono, sicuramente vanno supportati con minore burocrazia, più accesso al credito, perché ripeto, se un giovane vuole fare impresa deve poter avere chi investe su di lui, altrimenti non potrà mai partire e investire appunto nel nostro territorio. Rischiamo di perdere questi giovani, come giustamente dicevi. Quindi attenzione agli under 35, agli under 40, di poter andare a investire su di loro. Ci sono delle misure e quindi c'è un'attenzione, bisogna sicuramente però far capire che c'è la possibilità di lavorare e anche di valorizzare delle eccellenze del nostro territorio. Ci sono dei dati che dimostrano un interesse dei giovani soprattutto per i servizi, per il turismo, quindi fare impresa in questi settori in Italia può essere, e in Veneto può essere ancora fortemente vantaggioso. Hai detto c'è la possibilità, c'è l'opportunità, però forse qualcosa deve cambiare dall'alto, ci deve essere qualche sgravio maggiore per poter dare la possibilità ai giovani di venire. Il lavoro si trova, però poi insomma potersi costruire, diciamo, una vita che magari all'estero a questo punto sembra davvero più semplice. Sì, purtroppo c'è anche un po' il mito di andare all'estero, ma noi naturalmente confidiamo molto nella valorizzazione del nostro territorio, e credo che il lavoro che si sta facendo anche sul Made in Italy, anche il prossimo 15 aprile che è la giornata del Made in Italy, con le varie iniziative che ci sono, fanno capire come ci possano essere degli esempi su cui lavorare e quindi investire sui giovani. Anche le scuole, gli ITS stanno facendo dei percorsi importanti su questo, quindi noi ci crediamo
abbiamo va sicuramente aumentata l'attenzione che può essere attraverso appunto degli investimenti, degli sgravi fiscali, dare l'opportunità quindi ai giovani poi non solo di studiare ma anche di tramutare quello che è stato appreso in un'attività imprenditoriale che sicuramente può avere dei riflessi importanti, perché poi il fare impresa da noi vuol dire fare economia, fare sociale e quindi un'attenzione al territorio molto importante. Ecco, abbiamo aperto con il senatore De Carlo con il Made in Italy un appuntamento, fra l'altro anche il 16 che ci sarà a Conegliano, importantissimo, ed è importantissimo non perdere le tradizioni. Come diceva il senatore De Carlo, è importante la tradizione ed è importante anche l'innovazione, un binomio che assolutamente non esclude l'uno con l'altro. Certamente abbiamo esempi fondamentali di come la tradizione possa essere portata avanti attraverso l'innovazione. Tra l'altro è recente, dal 7 aprile, la legge annuale PMI ha stabilito il valore del termine artigianale e artigianato, quindi può usare il termine artigiano solo chi è iscritto all'albo degli artigiani. Sembra una cosa burocratica, in realtà è un passaggio molto importante su questa tutela delle eccellenze, perché finalmente i furbetti, i millantatori che usavano il termine di prodotto artigianale o artigianalità che non lo era, ora il consumatore ha una maggiore tutela e sa che quello che si chiama artigianale è artigianale veramente, quindi è importante. Anche questi interventi normativi hanno una valorizzazione delle nostre eccellenze su cui dobbiamo lavorare, perché è un grosso potenziale anche dal punto di vista turistico e di investimenti anche da parte di investitori esteri. Ecco, aspettavate questa novità, insomma, del cambiamento? Sì, è una delle novità che erano aspettate, che sono arrivate, quindi il governo ha dimostrato attenzione per queste sollecitazioni da parte degli artigiani. A questa si aggiunge, ne abbiamo già parlato, la riforma della legge sull'artigianato, che è del 1985, quindi ha più di 40 anni e deve essere sicuramente rivista, e anche lì si sta facendo un percorso, quindi direi che sono tutte importanti attenzioni normative che devono favorire la valorizzazione dei prodotti. La stessa legge sul pane che sta facendo tutto l'iter anche in Senato in questo periodo è una legge che va a riconoscere il pane fresco rispetto al pane precotto e preconfezionato. Quindi è valorizzare il prodotto fatto dall'artigiano, fatto con i prodotti del territorio, e quindi sicuramente sono tutte misure che vanno verso questa direzione su cui stiamo lavorando, e ci sono dei risultati che per il futuro fanno ben sperare. Parlavamo prima di giovani, ci dicevi i giovani sono ben indirizzati verso tutti i servizi, soprattutto turistici. Sì, lì c'è un particolare sviluppo, ma d'altronde i dati in Veneto sul turismo sono in continuo aumento, li avete visti, poi l'evento olimpico ha dato una spinta ulteriore al turismo con gli ultimi dati, ma già nel 2025 c'era una crescita, e quindi questo porta anche a una maggiore attenzione da parte di chi vuole fare impresa per il settore turistico. Ci sono molte possibilità, ma d'altronde il turismo è l'industria più importante del Veneto, quindi a maggior ragione è importante che ci siano delle attenzioni, degli investimenti, delle attività che aprono dei nuovi servizi che si possono dare appunto nelle località turistiche, e in questo i giovani hanno un'attenzione particolare. Questo fa ben sperare appunto che ci sia un volano poi che porti a nuove attività anche da parte di imprenditori giovani. Qual è il settore invece dove magari soffre maggiormente e dove magari i giovani si avvicinano un po' meno? Ma ovviamente è difficile dire dove ci si avvicina meno. Diciamo che i servizi, ad esempio, hanno una maggiore, anche legato al digitale, una maggiore attenzione da parte dei giovani sicuramente, quindi tutto ciò che è terziario, tutto ciò che è servizi legati alla digitalizzazione, lì i giovani hanno dei grandi spazi. Delle grandi capacità. E delle grandi capacità e spesso ci stupiscono perché riescono a fare impresa più di quello che noi pensiamo, quindi quella parte è molto importante, ma ci sono poi anche dei contributi importanti su questo. Dicevamo, bisogna sostenere queste imprese, bisogna dire anche che i bandi e le possibilità da parte degli enti ci sono, e quindi spesso vanno bandi sulla digitalizzazione, ce ne sono di continuo, quindi vanno sicuramente colte anche queste occasioni.
Un'ultima domanda, poi vedo che già mi lampeggiano con la pubblicità, quindi stiamo per chiudere. Iniziative importanti da parte della Confartigianato? Tornando al tema precedente, ieri c'è stata un'assemblea molto importante da parte del settore degli autotrasporti, perché ovviamente se parliamo di aumenti il carburante ha avuto un'impennata, e lo sappiamo benissimo, l'hanno visto le famiglie, figuratevi le imprese che fanno autotrasporto. Ieri c'è stata un'assemblea promossa da Confartigianato a cui hanno partecipato tutta la categoria dell'autotrasporto merci, perché è evidente che in un paese come l'Italia, dove la stragrande maggioranza di prodotti viaggiano su gomma, questo aumento dei carburanti sta mettendo in ginocchio un settore. Quindi è stato lanciato un allarme forte di intervento. Sappiamo che già giovedì il Ministero del Made in Italy aveva fatto un incontro con le compagnie petrolifere sottolineando la problematica. Gli autotrasportatori ieri hanno chiesto in assemblea un'attenzione maggiore sulla rimodulazione delle accise e quindi da parte della loro possibilità di andare al rimborso delle accise in maniera più lineare rispetto a quello che c'è adesso, perché altrimenti è stato dato il dato evidente qual è? Che questi aumenti del carburante stanno incidendo per il 25-30% sui bilanci delle aziende, quindi vuol dire chiudere le aziende o comunque bloccarle. Quindi se non si vuole bloccare un settore, ieri è stato fatto un intervento molto importante di categoria proprio per tutelare le imprese degli autotrasporto merci. Grazie davvero a Michele Basso, grazie per essere stato con noi. Io vi ricordo che siamo giunti alla rubrica della domenica dedicata ai percorsi di vita e di fede raccontati dai protagonisti. Oggi incontriamo Gianmario Bozzo, ingegnere allora mi dicono prima la pubblicità e poi vi andiamo alla rubrica. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e dunque io vi lascio, come vi avevo anticipato, alla nostra rubrica della domenica dedicata ai percorsi di vita e di fede raccontati dai protagonisti. Oggi incontriamo Gianmario Bozzo, ingegnere con un'esperienza unica legata alle piattaforme petrolifere che l'hanno portato anche in Libia, dove da cresimato dal Beato Papa Luciani condivideva la sua fede e il suo impegno per gli altri con il vescovo di Tripoli e compagno di classe di Gheddafi. Dunque siamo arrivati proprio al termine, vi lascio a questa rubrica e vi do appuntamento alla prima edizione per domani. Grazie, arrivederci. Nuova puntata di Percorsi di vita e di fede, con noi questa domenica Gianmario Bozzo, benvenuto. Grazie. Allora, per chi non lo conosce, chi è Gianmario Bozzo oggi? Gianmario Bozzo nasce nel 1946 a Vittorio Veneto, cresce fino all'università a Oderzo di fatto e dopo, quando si sposa, arriva a Treviso, quindi era 1973. A quel tempo mi ero già laureato in ingegneria civile e trasporti a Padova nel 70. Ho 2 figli, 4 splendidi nipoti e ho avuto una vicenda professionale abbastanza interessante, nel senso che appena laureato sono stato assistente incaricato all'Università di Padova, ho fatto il servizio militare nel servizio tecnico della motorizzazione. A Montecchio Maggiore riparavamo gli M113 e dopo però sono stato subito assunto da una società di ricerca applicata e di ingegneria con sede a Venezia, si chiamava Tecnomare e ci occupavamo di tecnologie marine, perché il governo di allora, che è molto più lungimirante degli attuali, aveva individuato degli ambiti nei quali si poteva giocare lo sviluppo tecnologico e industriale dell'Italia e uno di questi era legato alle tecnologie marine, con quello che era legato alla possibilità di coltivazione di giacimenti petroliferi, ma anche di altre attività tipo difesa dei litorali o anche infrastrutture tipo il ponte di Messina o cose di questo tipo. Per farla veloce, io in Tecnomare ho iniziato come progettista, ma molto presto mi sono dedicato alla gestione.
alla gestione di progetti che erano progetti abbastanza complicati, nel senso che noi ci muovevamo in un terreno inconscio, incolto. Cioè si trattava di sviluppare tecnologie che permettessero di progettare con competenze italiane piattaforme petrolifere che fino allora venivano progettate negli Stati Uniti, ovvero nel cominciare a riflettere sulla tutela dell'ambiente marino, su macchine che a quel tempo non si chiamava robot per l'interro di cavi e condotte sottomarine, ovvero per la raccolta di noduli di manganese piuttosto che di realizzazione di piattaforme galleggianti. Da lì siamo arrivati anche ad attività in ambito antartico e in ambito spaziale, perché quando uno ha la fortuna di occuparsi di discipline all'avanguardia sei sempre sul confine, ma il confine è il limite tra un ambito e un altro dove puoi trasferire queste tecnologie. E da ingegnere poi la scelta invece del percorso di fede, perché l'ingegneria vuol dire numeri, vuol dire praticità, vuol dire logica. Il percorso di fede inizia prima. I miei genitori erano praticanti, io ho frequentato il mondo dello scautismo, quindi luppetto, esploratore, rover, dopodiché dall'università ho frequentato la FUCI e partecipavo anche ad altre iniziative. Mi ero iscritto inizialmente al Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana, ma quando ho cominciato a lavorare fuori questo collegamento non c'è più stato. Dopodiché, quando io ho lavorato in giro per il mondo, ricordo che ho lavorato a Milano quando ero responsabile della progettazione della più grande piattaforma petrolifera italiana, che è a Vega, a sud della Sicilia. Ero già stato coinvolto nella progettazione di 2 piattaforme petrolifere che erano allora le più grandi del Mediterraneo nell'offshore libico, ma quando ero a Milano io seguivo molto il Cardinal Martini, e il Cardinal Martini col suo richiamo "sto alla porta" mi aveva in qualche modo stimolato, anche perché nel frattempo capitava il macello che è capitato con Tangentopoli e altro. E quindi ho partecipato al fervore che era nato agli inizi degli anni 90, ero stato nominato uno dei coordinatori del Partito Popolare a Treviso nel 1993 e così all'improvviso a fine 93 mi è stato chiesto di candidarmi, se ero disponibile a candidarmi alla Camera nel collegio Oderzo Motta a Roncade. E in quella sede ho iniziato un'attività politica rendendomi conto di tutte le complessità, nel senso che io già per esperienza professionale, visto che collaboravo con l'Unione Europea, con altre realtà internazionali sia del mondo della ricerca che dell'industria, mi rendevo conto che il mondo era complesso e era fondamentale avere competenza. E quindi quando ho fatto questa entusiasmante campagna elettorale che mi ha portato a essere il primo dei non eletti in quel collegio lì, avevo avuto conferma di quanto fosse fondamentale per il futuro del Paese era la qualità dei suoi rappresentanti. Qualità dei suoi rappresentanti che, se penso a quelli che erano allora, rischiano di essere dei giganti rispetto a quelli che abbiamo adesso. Dopodiché, dopo quell'avventura, io ho continuato il mio lavoro e sono stato nominato responsabile, prima ero direttore della ricerca, dopo direttore commerciale, ho aperto una sede della società in Kazakistan e dopo l'ENI mi ha chiamato per andare a gestire un mega progetto in Libia per la messa in coltivazione di 2 giacimenti petroliferi, uno nel deserto e uno a mare. Il punto di raccolta di queste risorse era a Mellita, da dove partono negli anni più recenti
tutti quei disperati che cercano di arrivare in Italia coi barconi. In questo contesto il discorso della fede nasce perché? Perché intanto io sono stato cresimato dal vescovo Luciani, no? E quindi di fatto sarà che adesso è diventato beato, però io ho un percorso, anche quando studiavo seguivo il mondo cattolico, anche perché io sono convinto che l'Italia è grande perché la sua Costituzione è basata sul pensiero sociale della Chiesa. E questo è fondamentale. Quello che dispiace è vedere come questo pensiero della dottrina sociale della Chiesa non abbia testimoni in questo territorio. E questo lo dico perché questo territorio ha una storia straordinaria per l'intera Italia, non soltanto per qui, perché se uno pensa che qui è nato Toniolo, Corazzin, i testimoni anche politici, De Gasperi era un cristiano praticante, qui in questo territorio Latin Anselmi, Bruno Marton, Domenico Sartor, sono tutte persone che hanno cambiato il senso del paese di gestire certe tematiche. Quando l'avvocato Vittorino Pavan si dà da fare per risolvere il problema della mezzadria, si fa carico di rispondere non tanto all'impegno che la monarchia aveva preso coi poveri fanti che erano stati mandati a morire sul fronte, ma per la dignità da restituire alle persone. Non dimentichiamoci che questo era un territorio in cui dopo il mezzogiorno depresso, noi eravamo una zona depressa. Se questa non è più una zona depressa, il merito va, dal mio punto di vista, alla Democrazia Cristiana, ai suoi rappresentanti che erano molto vicini al mondo della Chiesa, anzi qualcuno diceva che allora chi comandava sul serio erano i vescovi più che i politici, però insomma è un'altra storia. Beh, insomma non è più di tanto un'altra storia perché noi continuiamo su quella scia. Sì. Ma allora la domanda è, da politico, diciamo ex politico comunque, da chi ha fatto politica, quanto la politica guarda il Vangelo, allora e adesso? Allora, io non ho finito la mia storia, nel senso che dopo l'esperienza della direzione regionale del Partito Popolare io sono stato fermo per una decina d'anni. Però lavorando a Milano e confrontandomi anche a Roma, ai ministeri eccetera, ogni tanto quando dicevo che ero di Treviso venivo preso in giro perché noi avevamo una grande capacità di presentare una faccia strana di Treviso. Da una parte un gigante economico con tutte le realtà importanti, non solo Benetton ma il distretto dello sport o altro, e dall'altra una forza politica che di fatto, pur non rinnegando i valori cristiani da un punto di vista formale, nella sostanza li rinnegava continuamente. Il discorso dei conigli, degli immigrati da sparare, delle panchine eccetera era una cosa incredibile. E quindi quando c'è stata questa opportunità di rendersi disponibile, io mi sono reso disponibile, anche perché io ho sempre creduto che il futuro dipende da un impegno collettivo. Anche ai tempi di Prodi io avevo costituito assieme ad altri un comitato 2 giugno a supporto all'iniziativa dell'Ulivo. Dopodiché, siccome io ho studiato per merito del presalario, ho ritenuto anche di dover restituire quanto allo Stato mi aveva dato, e quindi ho fatto questi 10 anni di nuovo servizio civile come consigliere comunale dal 2013 al 2023, e in quel periodo questo discorso legato alla dimensione di fede è un discorso sul quale io sono dovuto intervenire, ricordo 2 volte. Una volta quando
era stato criticato il vescovo Gardini perché aveva fatto degli interventi molto, molto precisi, molto chirurgici rispetto a certe affermazioni, a una certa politica sull'immigrazione. E allora io in Consiglio Comunale avevo fatto un intervento in cui ricordavo che anche il Vangelo dice di dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, e quindi dicevo eviterei da parte del Presidente della Regione pensare di dover istruire il nostro Vescovo. Un altro caso è stato quando io nel frattempo, prima di fare il consigliere comunale, avevo fatto l'operatore della Caritas con l'indimenticabile Don Davide Schiavon, che aveva una capacità straordinaria di leggere la realtà e di individuare che tipo di servizi la Caritas poteva dare. Io avevo partecipato all'iniziativa Microcredito a supporto degli imprenditori in difficoltà. Imprenditori è una parola molto impropria, nel senso che la crisi ha fatto sì che tutta una serie di persone di volontà prive di occupazione si inventassero una capacità imprenditoriale che di fatto non avevano. Però la Caritas è stata, l'iniziativa del microcredito di Don Davide è stata fondamentale, perché tramite un percorso di valutazione, di ascolto, di comprensione delle istanze che venivano poste, siamo riusciti a mettere su un meccanismo. Lì è stata fondamentale anche la banca di credito cooperativo che è in via Venier, per creare un fondo che poteva essere utilizzato per dare dei finanziamenti che venivano dopo restituiti, quindi era una specie di cassa Peota di una volta, che permetteva però di far tornare bancabili queste persone che per una serie di motivazioni legate all'inesperienza ma anche alle reali difficoltà, a quel tempo ci ricordiamo che il credito chiedevano delle richieste veramente capestro, invece con questa possibilità di accedere a finanziamenti che erano di qualche migliaia di euro che dovevano restituire nel tempo, questi ritornavano a lavorare, riacquisivano dignità anche rispetto al sistema bancario e abbiamo salvato diverse realtà. Quindi questa attenzione al sociale e alla comunità, io direi, a parte che con gli scout uno impara subito a fare queste cose qui, e però in Consiglio Comunale qual è la differenza? La differenza è che ti rendi conto, paradossalmente, che nonostante le tante polemiche che si fanno rispetto al pubblico o altro, in questi anni di difficoltà queste istituzioni hanno più peso, e è per questo che dal mio punto di vista è fondamentale la qualità degli eletti, perché o gli eletti capiscono che devono lavorare per capire le materie di cui si devono occupare, ma anche per individuare soluzioni innovative per il governo della complessità, oppure non si va da nessuna parte, si rischia di arrivare in Consiglio Comunale, approvare le delibere che vengono presentate in qualche modo. Per fortuna il Comune di Treviso ha uno staff tecnico di assoluto livello e questo fa sì che il Comune continui a essere un'eccellenza. Comunque, concludendo, perché il nostro tempo è già scivolato via, i nuovi amministratori devono amministrare sulla linea della dottrina sociale della Chiesa, quindi di conseguenza richiamarsi anche a quelli che sono alcuni dettami del Vangelo. Io penso che sia fondamentale, soprattutto nella gestione dei problemi, tutte queste storie che si sentono, sta polemica rispetto agli immigrati è una cosa che a mio avviso è contraria a quello che dice il Vangelo, ma qui io vorrei fare un grande richiamo alla Chiesa locale. Io l'ho detto anche agli ultimi 3 vescovi che ci sono stati qui, è incredibile come la Chiesa di Treviso sia feconda per generare nuovi vescovi. Proviamo a pensare
Vicenza, Piacenza, Vittorio Veneto, Udine, eccetera, ma è assolutamente sterile nella formazione di una nuova classe politica che sia in grado di interpretare i valori della dottrina sociale della Chiesa. Questa secondo me è la più grande sfida che la Chiesa locale deve assumere. Grazie.